La Giunta regionale ha approvato una delibera che assegna a Castelfranco Veneto specializzazioni oncologiche che derivano dallo IOV di Padova, quindi una branca dello IOV arriverà a Castelfranco Veneto e andrà ad occupare i 2 piani che attualmente sono liberi del nostro blocco ospedaliero. Per Castelfranco la riforma della geografia delle aziende sanitarie del Veneto ha significato l'accorpamento sotto Treviso, ma qui non c'è traccia delle polemiche manifestate da alcuni sindaci della provincia, anzi a rendere il passaggio soddisfacente la prospettiva di un centro di specializzazione oncologica, una scelta formalizzata dalla giunta regionale e dalla visita del nuovo direttore della ULSS Unica, che dalla nomina del primo dell'anno è impegnato a incontrare i sindaci per mettere a punto un piano d'azione comune e convincere nel caso gli scettici della riforma. Ma è giusto che ci sia qualcuno scettico, solo lavorando insieme tutti si renderanno conto che niente viene toccato, i servizi rimangono, andiamo a portare eccellenze. Nel mio contratto di direttore generale il Presidente Zaia ha voluto apporre proprio di pugno suo il fatto che venga fatto il polo oncologico a Castelfranco. Questo sarà il mio primo compito. Il sindaco Marcone, soddisfatto e rassicura i suoi concittadini, nessun servizio verrà ridimensionato. Io dico ben venga, insomma, se si va verso un processo di razionalizzazione e di risparmio, i cittadini avranno possibilità di avere quei servizi garantiti così come sono stati garantiti sinora. Nel frattempo, come d'abitudine quando dirigeva l'ULSS di Cittadella Campo San Piero, Benazzi ha iniziato a girare in incognito le strutture sanitarie. Il primo appuntamento è stato al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Avevo trovato un pronto soccorso sovraffollato, oggi alle 18 mi trovo a Treviso col primario, il direttore medico, per trovare delle soluzioni per rispondere al sovraffollamento del pronto soccorso.